Come un tipico mercoledì pomeriggio tra amici spensierati ma con gli stessi obiettivi di tutti, probabilmente si pensa già al prossimo weekend, intanto si gioca. Amici di Sportisili, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Giovanni Aloisio di Misilmeri, provincia di Palermo, Aspra, città di Casteldaccia, il ritorno del primo turno di Coppa Italia Promozione Sicilia. Aspra che cerca di fare il proprio gioco sin da subito, il pallone viene gestito da Buonanno, tra i tanti ragazzi in campo che questo pomeriggio giocano per la prima volta dal primo minuto. Occhio intanto alla giocata del città di Casteldaccia, Famà alto, la prima occasione degli Azzurro Granata di Francesco Grimaudo con Simone Famà. Una partita indirizzata sin da subito. Immesi calcia da fuori la parata dopo il rimbalzo del pallone a terra da parte di Tinirello. Va a calciare Barranca, pallone in mezzo, colpo di testa di Calabria, poi il tentativo da fuori di Ferrara. Giovanni D'Amico ripropone, tacco non c'è, poi Buonanno, il gol dell'Aspra segnato da Buonanno che all'esordio da titolare segna il suo primo gol in stagione, 1-0. Cuccia avanza l'Aspra, c'è il movimento di Mesi quasi di attaccante aggiunto, incrocia anche lui e trova il gol del 2-0. Giuseppe Mesi. C'è il passaggio di Marchiano per Giovanni D'Amico, entra in area di rigore ma deve affrontare il proprio avversario. Ancora Giovanni D'Amico, il tiro, la risposta di Tinirello, poi Marchiano sfiora il gol quasi casualmente. Imbucata, attenzione al pallone che rimbalza, messo dentro, Albegiano non la prende, Gio calcia lui e segna il gol del 3-0. Parte Giovenco e fitto il pallone, colpo di testa a levar via. Pallone verso Gio, che ha preso il posto di Giovanni D'Amico in mezzo al campo. Vitrano punta gli avversari, calcia in porta, trova il gol del 4-0. Doppia cifra nel totale per l'Aspra, quella di 10-2. Aspra che almeno oggi, al momento, sta avendo il clean sheet in porta. Albegiano, c'è spazio, tiro morbido, Tinirello. Rappa, fermato senza fallo da Buonanno. Poi punta Giovenco, poi tira dalla distanza. Di nuovo per Famà. Si muove la linea di centrocampo del città di Casteldaccia. Cross di Barbara, colpo di testa. Va fuori. Il tentativo di Famà. Valicastri, non di molto fuori. Eccolo qui. Il triplice fischio da parte dell'arbitro. Finisce il match. Finisce così con la vittoria dell'Aspra 4-0 sul città di Casteldaccia. Il totale recita 10-2. Aspra al secondo turno di Coppa Italia di promozione siciliana.